Quelli che sono rimasti senza medico di base, tanti, troppi, una debacle sanitaria annunciata, ma la politica non è stata lungimirante, non ha saputo cambiare marcia, svoltare, evitare l'impatto con la carenza di medici di famiglia. E a pagare il conto, come sempre, sono i cittadini, in particolare i più fragili, gli anziani, i disabili. Noi di Rete Veneta ci schieriamo con loro, con la gente, con i pensionati, con le famiglie, con chi si sente abbandonato dalla sanità veneta. Un percorso che abbiamo già iniziato e che oggi ci porta nel Basso Vicentino, in un territorio di 20.000 abitanti che fino a pochi mesi fa poteva contare su 13 medici di famiglia e che ora ne ha soltanto 8 tra Noventa, Poiana, Asigliano, Agugliaro, Campiglia e Albettone. I sindaci lanciano l'SOS. I sindaci sono in prima linea con i cittadini per questa battaglia. Sono senza medico anch'io. I sindaci sono in prima linea per questa battaglia. La Costituzione all'articolo 32 dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Allora ci chiediamo, questo sistema tutela davvero la salute dell'individuo? I restanti 8 dottori del Basso Vicentino si sono accollati parte dei pazienti scoperti, ma inevitabilmente ci sono dei cittadini che sono rimasti senza un medico di famiglia. 1800 pazienti che hanno dovuto trovare spazio da altri medici anche fuori comune. In questo momento credo che siano ancora senza medico a Noventa circa 600-700 persone. La preoccupazione è che c'è giunta notizia che altri 2 medici vogliono dimettersi e quindi qui il problema si fa molto più complesso, perché sono altri 2500 pazienti che potrebbero ulteriormente trovarsi senza medico. In Veneto per molto tempo il corso di formazione specifica in medicina generale ha prodotto un numero troppo basso di medici di famiglia e siccome è un corso triennale, adesso che è stato aumentato il numero bisogna aspettare il 2024 per vederne i risultati. E intanto bisogna fare in modo che chi sta frequentando questo corso sia messo nelle condizioni di poter fare il medico fin da subito e quindi praticamente avere il massimo degli utenti possibili, ma allo stesso tempo incentivare anche gli attuali medici in servizio a portare la propria utenza fino a 1800 pazienti da seguire, e questo ovviamente è un dialogo che devono avere in maniera stretta con la direzione delle ULSS. Oggi i sindaci del Basso Vicentino lanciano un appello alla Regione perché si apra un confronto che porti a risultati reali, concreti, efficaci. Abbiamo sollecitato più volte un'azione da parte del Comitato e della Conferenza dei Sindaci stessa nei confronti dell'USL per sensibilizzare la Regione di questo problema che veramente ci sta mettendo in ginocchio. Sicuramente serve un passo in più da parte di tutti, direi sia da parte dei medici di base, della direzione generale. Noi come al solito siamo a disposizione. Noi sindaci non abbiamo nessuna competenza di carattere organizzativo e per incidere nelle scelte della politica sanitaria, però abbiamo un impegno che ci siamo presi con i cittadini di ascoltarli, di portare le loro istanze nei tavoli istituzionali e soprattutto fare in modo che la Regione Veneto metta mano a questo modello che va sicuramente cambiato.